Siamo qua con Sir Oliver Scardi, leggenda del reggae veneziano che unisce le distanze intercontinentali del reggae alla profondità non così ampia della laguna. Ci si riesce semplicemente perché è reggae. Lo puoi cantare in inglese, in tedesco, in giapponese e anche in veneziano, rimane reggae. È una musica che nasce in Giamaica, nasce ai Caraibi, però come tutti gli altri generi musicali si è espansa nel mondo creando derivazioni. Quello che faccio io non è altro che una derivazione della musica giamaicana. Io l'ho venezianizzata, ho venezianizzato il giamaicano oppure ho giamaicanizzato il veneziano. Dopo mi si taglia vero un papanero, non è barbero, un papanero, che scotta me canzoni veneziano, un papanero africano. Tu però usi una musica intercontinentale, ma racconti storie in dialetto veneziano che riguardano la vita di tutti i giorni. Se ti definissero un cantastorie dei nostri giorni, ti troveresti d'accordo? Sicuramente, anche perché qualsiasi artista canta la vita reale. La critica, la nobilita quando c'è qualcosa di buono, dà dei suggerimenti. Io non faccio nulla di differente da quello che fanno gli altri. Ho semplicemente creato una cosa molto particolare da due ingredienti che apparentemente insieme non dicevano nulla, invece hanno detto qualcosa. I gruppi belli non servono più muovere perché cosa manca una cover. Che veglia il solo che butta giù in piove, ti porta a venga una cover. C'è la sensazione che oggi, per quanto riguarda la cultura giovanile, si sia avvicinata più alla rap, al trap. Il reggae forse è un po' invecchiato? Beh, sicuramente ha i suoi anni. Diciamo pure che la musica di oggi è una conseguenza di tutta quella che c'è stata negli ultimi 70 anni. Nasce tutto dal blues e dal rock and roll e di conseguenza anche il reggae ha influito nella musica moderna. L'unica differenza che trovo con la musica di oggi è che la musica di oggi è prevalentemente elettronica, mentre fino a 30 anni fa veniva prevalentemente suonata. Credo che l'elettronica abbia invaso fin troppo la musica. La musica ha sicuramente più magia con gli strumenti tradizionali, dal mio punto di vista, ma sono cose che il tempo ti dice se è vero o no, perché ci sono i vari cicli. Per un decennio si usa un tipo di suono, dopo 10 anni ce n'è un altro ancora. Io credo che comunque che il suono naturale sia il più magico di tutti. Sei sempre stato abbastanza critico verso la realtà contemporanea, politica, sociale o generale. Come ti ritrovi, tu che sei partito dai primi anni 90, in questo 2022? Beh, mi trovo malissimo perché l'umanità è andata nella direzione opposta che doveva prendere. Se dopo la guerra e durante gli anni 60 e 70 all'umanità erano state indicate delle strade diciamo pacifiche, non violente e fondate sullo sviluppo, al giorno d'oggi ci ritroviamo con sfruttamento e guerre che dettano linea e di conseguenza non siamo assolutamente stati capaci di progredire. Abbiamo avuto il progresso tecnologico ma lo usiamo molto male.